più grande mai creato. L'incrocio sembra improbabile, ma funziona. Ma c'è stato un periodo in cui era una superstar. Quando la guerra finisce, quel rispetto si trasforma in qualcosa di diverso. Fama. Ci sono cani che vengono ricordati per una cosa sola. I border collie per l'intelligenza, i labrador per la famiglia, il pastore tedesco per il lavoro, il rottweiler per la forza. E poi esistono cani che hanno un problema enorme. Sanno fare troppe cose. Non più tardi di 100 anni fa era il cane più importante del mondo. Talmente tante cose che il mondo a un certo punto non sa più dove metterli, non sa come definirli, non sa come venderli, non sa come raccontarli. Infatti l'Airedale Terrier o l'Airedale Terrier è uno di questi, il più grande terrier mai creato, uno dei cani più versatili che l'uomo abbia mai selezionato. Oggi molte persone non sanno neanche di cosa stiamo parlando. L'algoritmo dirà aiuto, sembrerà il neurone nel nulla. Ecco, un cane che ha cacciato, ha seguito piste, ha lavorato nell'acqua, ha fatto la guardia, ha servito negli eserciti, non quelli a caso, negli eserciti più importanti del mondo nella sua epoca, ha lavorato per la polizia, eppure oggi quasi nessuno parla di lui. Com'è possibile? Come fa un cane che sembrava destinato a conquistare il mondo a diventare quasi invisibile? Per capirlo dobbiamo tornare indietro, molto indietro, quando il mondo era fatto di carbone, fango, fiumi e cani che lavoravano davvero. Una valle, un fiume e un problema. Inghilterra settentrionale, seconda metà dell'Ottocento. Se oggi pensate allo Yorkshire, probabilmente immaginate prati verdi e paesaggi da cartoline, che è quello che appare quando si fanno le ricerche. Lo Yorkshire, che ha creato l'Airedale, era diverso, molto diverso. Fabbriche, miniere, canali, operai, fumo, lavoro, tanto lavoro. Qui un cane non veniva mantenuto perché era bello, veniva mantenuto perché serviva, punto. Lungo il fiume Aire gli uomini avevano parecchi problemi: ratti nelle miniere, lontre nei fiumi, volpi nei campi, tassi nelle tane. Serviva un cane veloce, coraggioso ma anche intelligente, capace di entrare in una tana, intanto anche uscirne, ma anche di nuotare nell'acqua gelida. In pratica serviva un cane che non esisteva. E qui nasce l'Airedale Terrier. Non dalla visione di un singolo uomo, come accadrà per il Doberman, ma dal lavoro di decine di allevatori, cacciatori, operai che per anni selezionano un cane capace di fare tutto. Quel cane una cosa doveva saper fare. Bravo. Una cosa, tutto. Da una parte ci sono i vecchi terrier dello Yorkshire, duri, coraggiosi, instancabili. Dall'altra l'Otterhound, il cane da lontra, più grande, più potente, poi ne parleremo, con un fiuto straordinario e una capacità di lavoro in acqua impressionante. L'incrocio sembra improbabile, ma funziona. E funziona talmente bene da creare qualcosa di completamente nuovo. Un cane con il coraggio del terrier, la resistenza del segugio, il fiuto dell'Otterhound, una caratteristica che segnerà tutta la sua storia. L'autonomia, perché l'Airedale non nasce per aspettare ordini, nasce per risolvere problemi. Il re dei terrier, per anni questo cane viene chiamato in molti modi diversi: Wetherside Terrier, Working Terrier, poi arriva il riconoscimento ufficiale, Airedale Terrier. Ma insieme al nome arriva anche un soprannome: Kings of Terriers, il re dei terrier. E no, non è marketing, no. Perché nessun terrier era grande come lui, nessun terrier aveva quella combinazione di taglia, resistenza, versatilità che nessuno ha mai trovato. Maschi intorno ai 60 cm al garrese, corpo asciutto, muscolatura atletica, piedi compatti,
torace profondo, un cane costruito per lavorare, non per stare fermo. Ma il fisico è solo metà della storia di questo cane, l'altra metà è nella testa, perché chi ha vissuto con un Airedale, e sono poche le persone, ed è un lusso poterne parlare, sa una cosa: questo cane pensa. Non è il cane che ti guarda e ti dice cosa vuoi che faccia, no, è il cane che ti guarda e sembra chiederti perché dovrei farlo. E questo lo ritroviamo in altri terrier. Per alcuni è un difetto, per altri è il motivo per il quale si innamorano della razza. È un'andata senza ritorno, perché vivere con un Airedale significa convivere con una personalità, e a noi su questo canale piacciono i cani con personalità, ad altri magari no. Non con una macchina della obbedienza, anche se dirà molto sui campi di lavoro. Ed è proprio questa personalità che presto attirerà l'attenzione di un uomo destinato a cambiare il futuro della razza. L'uomo che aveva capito tutto, il suo nome era Edwin Houghtonville, tenente colonnello, scozzese, militare, addestratore di cani. Quando la maggior parte delle persone voleva semplicemente un cane da caccia, Richardson vedeva qualcosa di diverso e voleva qualcosa di superiore dal suo punto di vista. Era un visionario, aveva una visione, voleva uno strumento di lavoro, un alleato, una risorsa strategica. Nel 1904 viene coinvolto nella fornitura di cani destinati alla guerra russo-giapponese. Pochi anni dopo cerca di convincere le autorità britanniche a utilizzare i cani in modo più sistematico. Molti lo considerano un visionario, e probabilmente lo è. Qualcuno pensa addirittura che stia perdendo tempo, capita spesso, ma Richardson insiste. E nel 1908 ottiene un risultato storico. La North Eastern Railway Police inizia a utilizzare i cani nelle pattuglie, ed è la prima volta. Non era accaduto prima e accadrà dopo. Tra quei cani ci sono proprio gli Airedale Terrier. Oggi può sembrare normale, siamo abituati, all'epoca non lo era. E sapete perché sembra normale? Grazie all'Airedale Terrier e grazie a Richardson, perché Richardson aveva capito qualcosa che gli altri non avevano ancora capito. I cani servivano e l'Airedale non era affidabile, era molto di più di un cane affidabile. Non perdeva la testa, non andava nel panico, poteva lavorare lontano dal conduttore, era capace di dividere l'unità cinofila, poteva prendere decisioni, e nel giro di pochi anni il mondo avrebbe scoperto quante queste qualità fossero preziose. Perché nel 1914 l'Europa smette di essere il continente delle fabbriche e diventa il continente delle trincee. E lì l'Airedale avrebbe trovato il compito più difficile di tutta la sua storia. L'Europa entra in guerra, la prima guerra mondiale, milioni di uomini finiscono nelle trincee, una storia che conosciamo purtroppo tutti quanti. Fango, pioggia, ratti, mitragliatrici, artiglierie, bombe, gas, un mondo che oggi facciamo fatica persino a immaginare al di là delle sale cinematografiche, viva il cielo, ed in quel mondo emerge un problema, uno molto concreto. Come comunichi? Come fai a far arrivare un messaggio da una trincea all'altra quando i fili del telefono, quando ci sono, vengono distrutti dalle esplosioni? Come trovi un ferito nel buio? Come mantieni il collegamento tra reparti separati da centinaia di metri di inferno? La risposta aveva 4 zampe. I cani diventano strumenti di comunicazione, diventano sentinelle, diventano soccorritori, e tra le razze impiegate dagli inglesi emerge l'Airedale Terrier. È il cane più affidabile perché possiede qualcosa che in guerra vale oro. È autonomo. L'Airedale non è un cane che si blocca se perde il contatto con il conduttore. Ricordate prima, unità cinofila. Non è un cane che aspetta continuamente istruzioni. Pastore olandese, Belgian Malinois, pastore tedesco. No. È stato selezionato per risolvere problemi. E questa è una materia che nel mio canale troveremo spesso. Questa è una differenza che non viene spesso sottolineata. Si ha difficoltà a raccontare la differenza, si esemplifica e non si entra nella profondità. Così gli Airedale attraversano i campi bombardati, portano messaggi, trasportano piccoli carichi,
aiutano la ricerca dei feriti, fanno quello che hanno sempre fatto, lavorano. Sono figli di quel Regno Unito. Solo che questa volta il prezzo di un errore è quello più alto di tutti, è la morte. Ed è proprio in quel periodo che nasce una delle storie più famose della razza e una delle storie più famose della cinofilia, che ricorderemo perché merita. Ora dobbiamo fare una distinzione importante. Ci sono fatti storici e poi ci sono le storie che attraversano il tempo. Jack appartiene un po' a entrambe le categorie. Secondo il racconto tramandato dagli appassionati della razza, Jack era un Airedale impiegato come cane messaggero durante la prima guerra mondiale. A un certo punto riceve una missione: portare un messaggio fondamentale. Parte, corre, attraversa il campo di battaglia. Io lo dico così, ma non era comodo. Durante il tragitto viene ferito più volte, ma continua a correre, continua a portare il messaggio, continua fino alla destinazione. È un terrier, è ostinato, e soltanto dopo aver completato il compito si accascia. Ora, che ogni dettaglio della storia sia stato tramandato perfettamente oppure no, non è questo il punto. Il punto è che quella storia nasce perché migliaia di uomini hanno visto fare agli Airedale cose che sembravano impossibili. Jack non rappresenta un singolo cane, rappresenta una reputazione. La reputazione di una razza che si era guadagnata il rispetto di soldati, ufficiali e civili, amici e nemici. E quando la guerra finisce, quel rispetto si trasforma in qualcosa di diverso. Fama. Questa è probabilmente la parte che sorprende di più, perché oggi l'Airedale è una razza relativamente rara. Se ne incontrate qualcuno, chiedetegli di mandarmi delle fotografie. Voi sapete che sono appassionato meno o quanto voi, ma c'è stato un periodo in cui era una superstar, una vera superstar. Negli anni 20 il suo nome era ovunque: giornali, esposizioni, allevamenti, famiglie. L'America si innamorò dell'Airedale Terrier e non è difficile capire il perché. È elegante, ma robusto. È bello, signori, è bello. È bello vederlo lavorare, è bello in IGP, è bello per uscirci. Puoi andarci in guerra o a una sfilata. È robusto, è intelligente, ma non è servile. È coraggioso, ma equilibrato. Chiunque abbia un piccolo terrier, che sia un Jack Russell o un Fox Terrier, sa di cosa si tratta. Sono un concentrato di dignità. Però io devo fermarmi, altrimenti esco e me ne vado a comprare uno. Sembra il cane perfetto per un paese che sta crescendo velocemente, gli Stati Uniti, e che vede in se stesso la capacità di fare tutto. Tra i suoi ammiratori c'è un uomo che insomma qualcosa ha contato, tale Roosevelt, uno degli uomini più energici e carismatici della storia degli Stati Uniti d'America. E Roosevelt piacevano i cani con carattere e l'Airedale ne aveva da vendere. Esiste una frase attribuita a lui che racconta bene come la razza veniva percepita: un Airedale può fare tutto ciò che può fare qualsiasi altro cane e poi può battere anche l'altro cane. Questa io la trovo stupenda. Che sia stata pronunciata esattamente così oppure no, descrive perfettamente la reputazione dell'epoca. Per molti americani l'Airedale non era semplicemente un cane, era il cane totale, il cane universale, e per qualche anno sembrava davvero destinato a dominare il futuro. Ma proprio nel momento della massima gloria inizia il cambiamento. Perché mentre l'America si innamora dell'Airedale, in Germania stava crescendo qualcosa di completamente diverso, qualcosa che avrebbe cambiato per sempre il mondo dei cani da lavoro. Il re incontra il suo successore. La maggior parte delle persone immagina che le razze si affrontino come pugili, come eserciti, come rivali. La realtà è diversa, molto diversa. Quasi mai una razza distrugge l'altra, quasi sempre la sostituisce. Ed è esattamente quello che succede all'Airedale. E poi se ne perdono le tracce, cioè nessuno o pochi sapevano che quello che oggi è il pastore tedesco era ieri l'Airedale. E attenzione, perché quello che oggi è il pastore tedesco potrebbe essere sostituito dal Malinois,
e dopo il Malinois potrebbe essere sostituito dal pastore olandese. È la storia che ci racconta come vanno le cose e non è molto lontano dalla realtà, perché mentre lui conquista l'America, mentre riempie le esposizioni, mentre viene considerato il cane che sa fare tutto, in Germania sta succedendo qualcosa di enorme. Un ufficiale di cavalleria chiamato Stefanitz ha una visione, vuole creare un cane versatile, non vuole creare un cane che possa fare molte cose, no, vuole creare il miglior cane da lavoro possibile, uno specialista. E il Novecento si innamora immediatamente di un concetto, perché il Novecento ama la specializzazione, ama l'efficienza, ama la standardizzazione, ama sistemi che possono essere replicati ovunque. E il pastore tedesco rappresenta perfettamente tutto questo. L'Airedale invece rappresenta un'altra filosofia, la versatilità, l'adattamento, l'intelligenza indipendente. Il problema è che il mondo sta cambiando e quando il mondo cambia, spesso i generalisti pagano il prezzo più alto. Quando è arrivata l'automobile, i cavalli hanno smesso di essere utili. Pensateci un attimo, se cercate il miglior chirurgo del cervello, non cercate un medico che sappia fare tutto. Se cercate il miglior pilota di Formula 1, non cercate uno che pratica 10 sport diversi. Il mondo moderno premia gli specialisti e la cinofilia segue la stessa strada. Il pastore tedesco diventa il cane da lavoro, il labrador il cane da famiglia, il beagle il fiuto, il border collie l'obbedienza. Tutti trovano una categoria, una definizione, uno slogan. L'Airedale no, sa fare troppe cose perché continua a essere difficile da spiegare. Come lo racconti un cane che eccelle in tutto? Come fai? È un terrier, ma è enorme. È un cane di famiglia, ma conserva un'anima di lavoratore. È collaborativo, ma è indipendente. E così accade una cosa curiosa. Non perde perché è peggiore. Perde perché è complesso. Il mercato sa vendere le semplificazioni ora e allora, molto meno sfumature. E l'Airedale è fatto per essere quasi interamente di sfumature e ha un patto con il massimo sistema di evoluzione, colui che sa fare tutto. A questo punto qualcuno potrebbe pensare che stiamo parlando di una razza superata, di un relitto storico, di una gloria del passato. Non è così, perché l'Airedale moderno conserva ancora gran parte di quelle qualità che l'hanno reso famoso. Il coraggio, l'intelligenza, la resistenza, la curiosità e soprattutto la personalità. Chi vive con uno di questi cani scopre presto una cosa: questo cane non è un esecutore, è un compagno. Osserva, valuta, impara e qualche volta sembra addirittura prendere in giro il proprietario. Lo fa, eh? So che può sembrare assurdo, ma chi ha avuto uno di questi cani probabilmente sta sorridendo adesso, perché sa esattamente di cosa sto parlando. Dietro quella barba c'è un cane estremamente intelligente, ma anche profondamente legato alle persone che considera importanti. Non è un attaccamento isterico, non è dipendenza, è qualcosa di diverso, è scelta, non è condizione, più profondo, più maturo, più vecchio dal come noi consideriamo il rapporto con il cane, come un vecchio amico che non ha bisogno di ricordarti continuamente che ti vuole bene. Questa è la cosa che secondo me funziona di più, ma che c'è sempre quando serve. Ecco, agli inizi del Novecento sembrava destinato a conquistare il mondo. Negli anni successivi sembrava destinato a sparire. Non è successa una cosa e non è successa un'altra. Non ha conquistato il mondo, ma non è neanche sparito. Ha fatto qualcosa di molto più difficile. È rimasto se stesso, ma è sopravvissuto per come era. Ha servito eserciti e polizie, ha vissuto il momento di massima gloria, ha conosciuto il declino, eppure è ancora qui, con la stessa barba, con lo stesso sguardo intelligente, con la stessa ostinazione, aspettando persone che sappiano apprezzare quello che è sempre stato. Non è il migliore in una singola cosa, ma è uno di quei cani capaci di fare quasi tutto. Forse il problema dell'Airedale non è mai stato l'Airedale, forse il problema è che il mondo ha smesso di capire il valore dei generalisti e così il re dei terrier è rimasto lì, in silenzio, senza fare rumore, senza chiedere attenzione.
ad aspettare che qualcuno si ricordasse di lui. Eccomi, io mi sono ricordato di te. I cinofili si ricordano di chi ha fatto la storia della cinofilia. Lo so che non è algoritmabile questo video, ma noi siamo qua per la cinofilia perché siamo malati di cani. Perché i veri re non hanno bisogno di gridare io ci sono, è una cosa tra di noi siamo una setta, siamo malati. E l'Airedale Terrier non ha mai smesso di essere ciò che è, il cane che nessuno è mai riuscito a classificare.